ritrovati a Edicola Friuli. Oggi, venerdì 12 aprile, il settimanale Il Friuli dedica la copertina al NUE 112, il numero unico per le emergenze che a 2 anni dalla sua attivazione fa ancora molto discutere. Allora andiamo a vedere la copertina assieme. A 2 anni dall'introduzione, appunto, il sistema rimane nel mirino delle polemiche, scelte errate all'inizio, ma per la regione non si torna più indietro. Poi abbiamo acceso i riflettori sulla nuova rotta che indica De Toni, rettore attuale uscente dell'Ateneo Friulano, e De Toni appunto suggerisce le priorità ed alcuni suggerimenti ai 3 candidati suoi successori. La città di Udine non chiude il cerchio, ecco perché dopo 15 anni non si incompletano ancora le tangenziali est e sud. E poi a Gorizia riparte la guerra della movida, ovvero con la bella stagione ritornano naturalmente le polemiche tra locali pubblici e residenti del centro che chiedono invece di poter naturalmente dormire. Andiamo a vedere però l'inchiesta di apertura. Paghiamo di più ma per soccorsi più lenti. NUE 112, a 2 anni dalla sua nascita, il numero unico non soddisfa i cittadini. Ritardi, errori e difficoltà sono ancora troppo frequenti e il rischio di conseguenze drammatiche naturalmente resta alto. Gli episodi di malfunzionamento sono stati numerosi e i tempi di intervento si allungano visto la struttura complessa ovviamente del servizio. E qui abbiamo anche dato un po' di cifre, ovvero abbiamo raccontato in cifre che cos'è il 112, il servizio unico, e quindi giusto per darvi un numero sono 615.656 le chiamate effettuate al NUE 112 soltanto nel 2018, 42 secondi il tempo necessario per la compilazione della scheda contatto e quindi per l'individuazione della centrale di secondo livello a cui inoltrare la richiesta di aiuto. 8 minuti, nell'84% dei casi le ambulanze sono arrivate sul luogo dell'emergenza dopo questo intervallo di tempo, naturalmente sono delle medie. E abbiamo sentito la regione, o meglio abbiamo sentito l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che è stato tra i più critici quando fu istituito il numero unico delle emergenze, però dice non si torna indietro e spiega quali sono le strategie possibili da attuare per migliorare la situazione e il servizio. I contatti d'emergenza a portata di app, abbiamo fatto un approfondimento anche per lo smartphone, e poi infarto, incendio, incidenti, i ritardi possono costare cari, e qui Valentina Viviani ci fa un po' luce sugli aspetti proprio più problematici e difficili del soccorso. Ci spostiamo a pagina 12, parliamo di università. De Toni indica la rotta, al via il 16 aprile, quindi insomma è prossimo, le elezioni del nuovo rettore. Alberto De Toni, forte dei suoi 6 anni alla guida dell'Ateneo, offre alcuni consigli ai candidati e indica le priorità. Ed ecco qua i magnifici 3, ovvero gli ipotetici magnifici 3, Antonella Riem, Andrea Zannini e Roberto Pinton, che si contendono appunto il ruolo di rettore dell'Università Friulana. Ebbene, la storia è infinita, nulla di poetico, perché si parla di tangenziali che non vedono mai la luce. Si parla della tangenziale est e della sud. L'iter per la circonvallazione a sud è bloccato a causa della crisi politica a Pozzuolo, il sindaco si è dimesso, eppure il tratto a nord-est realizzato per metà è fermo alla fase delle discussioni con i comuni interessati. Decine e decine di anni, ma ancora non c'è nulla in cantiere. 142 milioni l'importo del progetto per deviare il traffico in transito sulla strada statale 13 al casello autostradale, 7,5 milioni di euro delle compensazioni a Pozzuolo, 8,85 i milioni di euro stanziati nel 2004 per la tangenziale est, eppure appunto come detto un nulla di fatto, carte bloccate. Abbiamo sentito anche l'assessore alle infrastrutture, l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, che spiega chiaramente quali sono le carte ferme sul tavolo e perché non si va avanti. Ci spostiamo a Pordenone, dove il nuovo ospedale si presenta. Il progettista, l'architetto catalano Albert De Pineda, ha raccontato la struttura durante un convegno in fiera. Ecco quindi i segreti dell'edificio a misura d'uomo e di città. Ci spostiamo, andiamo avanti e approdiamo nella bella doppia pagina di cultura dedicata ai grandi scatti di gente comune. Scatti davvero molto belli e suggestivi, in bianco e nero. E di chi sono? Sono di Robert Doisneau,
uno dei maestri della fotografia del Novecento, al centro di una grande mostra al Magazzino delle Idee di Trieste, una passeggiata tra i dimenticati del XX secolo. La mostra inaugura il 13 aprile, domani, e fino al 23 giugno sarà visitabile in esposizione 88 foto che hanno creato un nuovo immaginario basato sulla gente comune. Per quanto riguarda gli spettacoli, invece, la faccia nascosta della musica, Andrea Iom è andato un po' a sbirciare dietro la maschera ed ecco appunto alcuni dei maggiori successi degli ultimi anni che sono senza identità. Chi sono le band, i protagonisti regionali o legati al Friuli che hanno scelto di nascondere il volto dietro una maschera? E qui appunto una piccola anticipazione fotografiche dal goriziano Tiger Deck ai Sic Tamburo, pordenonesi, e poi abbiamo i Tre Allegri Ragazzi Morti, anche loro pordenonesi, e Miss Cheta. Insomma, tutto da leggere e tutto da studiare, per curiosità andare a vedere chi si nasconde dietro queste maschere. Cambiamo decisamente argomento, perché vi anticipo che giovedì prossimo 18 aprile alle 18 inaugura la mostra La Voce dei Friulani dal 1849 in Galleria Tina Modotti a Udine, una mostra dedicata ai 170 anni del settimanale Il Friuli, un appuntamento importante aperto naturalmente a tutti voi lettori e a tutta la cittadinanza, per conoscere appunto attraverso le copertine quella che è la storia anche della nostra regione. Questa settimana potete richiedere al vostro edicolante anche il mensile economico Friuli Business, che dedica la copertina a Patrizia Moroso. La rivoluzione non aspetta. Il mercato mondiale chiede nuovi oggetti, materiali e forme per gente nuova, ma le aziende non osano. Per creare una nuova età dell'oro dobbiamo spalancare occhi e orecchie sul mondo. Parola appunto di Patrizia Moroso. Eccoci qua, siamo a Magnano in Riviera, al centro, nel negozio che è un'edicola ma anche un panificio, insomma una cosa un po' particolare che offre un servizio alla comunità. Accanto a me è Patrizia, che è la titolare. Sì, sono la titolare di questo negozio. Diciamo che cerchiamo di mettere sempre cose nuove, diciamo che abbiamo clientela molto affezionata. E siete un po' un punto di riferimento, no? Perché cosa trovano qui all'interno del negozio? Come si chiama il negozio? Punto e virgola, abbiamo deciso questo nome perché appunto quando abbiamo deciso appunto di aprire non sapevamo bene cosa mettere di cose nuove, allora diciamo che ogni anno aggiungiamo qualcosa. Nasce come edicola o come edicola? Sì, che voi avete rilevato, sì, poi. Certo, come edicola, e poi abbiamo aggiunto il pane e altre cosute. Cartoleria, insomma, un po' di tutto. A dare una mano anche... Diciamo, adesso praticamente sono sola perché i miei figli hanno indirizzi diversi e diciamo che sono da sola, a parte ogni tanto che mi danno una mano, ma diciamo particolarmente sola, sì. Insomma, è un lavoro abbastanza faticoso e impegnativo, sì, diciamo. Più che impegnativo, sì. 7 su 7, insomma. Esatto. Senta, approfitto della presenza. Questa settimana il Friuli dedica l'inchiesta al 112, al numero che ormai insomma da 2 anni è entrato pienamente nell'uso comune, no? Non esiste più il 118, eccetera. Però insomma tutto sommato questa rivoluzione non è proprio mai andata a genio, ci sono ritardi e cose. Lei, non so, gli è mai capitato di doverlo chiamare? Che idea si è fatta? No, io personalmente no, però so qua nella zona sono stati casi edifici che avevano bisogno appunto del 112, però quando viene chiamato è presente, sì. Allora Sabrina, questo angolo lettura molto carino è stato creato insomma da poco per dare una possibilità in più ai vostri lettori e clienti per fermarsi. Esatto, è stata una cosa ideata da poco in realtà, proprio perché abbiamo una vasta gamma di libri, sia diciamo che vanno il target è diverso, quindi dai ragazzini alle persone un po' più anziane, e abbiamo ideato diciamo questo tavolino con questo divano proprio per stare comodi, sfogliare i libri e anche i giornali. Accanto a me Adriano, che è un cliente di Punto e Virgola, ha anche un passato da giornalista. Praticante, non... insomma, però ha bazzicato. Ecco, sì. Però è un lettore attento, lei viene in edicola, legge, si informa ogni giorno.
Allora, l'informazione della carta stampata è molto importante al giorno d'oggi, sia quotidiana, sia settimanale, mensile, eccetera. Oggi abbiamo anche Facebook, abbiamo altri sistemi per poter essere documentati. È vero che ci sono anche tante notizie che si chiamano fake news, che non sono proprio vere, però l'importante di chi legge il giornale non è leggere solo il giornale e dire Evangelo, no. La cosa principale è quella di andare a verificare effettivamente se quello che è scritto corrisponde al vero. Diciamo leggere con spirito critico, no? Sempre. Si trova bene da punto e virgola, si trova anche di tutto. Certo, si trova di tutto il necessario. Quindi insomma è un centro servito. Il nostro paese sì, va benissimo, perché non sempre si muove la macchina, magari o per il pane o per il giornale, e questo ci va benissimo. Io sono dell'associazione volontariato e così conosco molto bene le famiglie. Di cosa si occupa volontariato? Quindi agli anziani, Anziani, sì. E organizzate anche delle partite a carte, piuttosto dei momenti di aggregazione, diciamo. Come domani facciamo la tombola Dov'è l'appuntamento? Dai, che se qualcuno sente e vuole aggregarsi. alla Balena di Magnano in Riviera, Piazza Orli Ore? 2. Per chiudere in bellezza ci siamo spostati nell'angolo dolce. Pasqua si avvicina, Magnano è un paese di golosi e qui cosa possono trovare? Ma qua possiamo trovare la cioccolata artigianale che noi ci forniamo da un nostro fornitore di San Daniele, ed è il primo anno, abbiamo iniziato in realtà a Natale, le cose sono andate molto bene e abbiamo pensato di riproporle per Pasqua. Quindi insomma per tutti i golosi ci sono delle leccornie sicuramente da non perdere. Esattamente. Allora, Edicola Friuli finisce qui, grazie Patrizia per l'accoglienza, tanti auguri anche di buona Pasqua e la prossima settimana saremo proprio in edicola a San Daniele, quindi Perfetto, saluti.